In collaborazione con Care amiche e cari amici, siamo arrivati anche quest'anno, dopo tante trasmissioni, alla Pasqua. Siamo alla vigilia di Pasqua e vogliamo portarvi il nostro pensiero, le nostre ricette, i nostri auguri. Armando, Ciao. che cosa ne dici? Bruno, è un pezzo che non ci troviamo È un più. pezzo che non Bene, ci troviamo, bene. ma l'occasione di fare gli auguri Sì, per la no, Santa Pasqua sì, è non si poteva mancare. inevitabile. Sì. Che cos'è per te la Pasqua? La Pasqua, care amiche, cari amici, per me la Pasqua è che è il momento di incontro tra persone che si ama. Quel famoso, te ricordi quel famoso detto, no, che diceva... Natale con i tuoi, Pasqua con sì, chi vuoi. Esatto, sì. Per te? Per me la Pasqua ha un senso come Natale, di poter vivere, che possa unire queste famiglie come Io ti ho sentito dire una frase un giorno che parlavamo appunto dei valori della Santa Pasqua, del Natale, delle feste cristiane. Noi siamo cristiani, non dobbiamo vergognarci certamente di essere cristiani. Assolutamente. E tu mi dicevi che il Natale e la Pasqua sono due giornate di approfondimento di valori importanti per tenere unite le famiglie Bravo, oggi più bravo, che mai. esatto. Questo è un pensiero che mi è Certo, rimasto certo. veramente nel Anche cuore. perché in questi momenti, cari amiche e amici, dovremmo essere buoni, creare la pace. Ed è La necessario trasmetterlo ai giovani questo. Sì. La pace che è più che mai importante proprio in questo momento, che possa raggiungere questa Santa Pasqua dove sia una pace tra tutte le cose che succedono in questo momento. Poi tu, scherzando sempre, mi nomini quelli della mia generazione, oltre gli 80, cosa intendi? Caro Bruno, te vedrà quando che ti ride. Amiche, amici, voi non credete, ma quando arrivate passagli 80, che questa è un'età che la è vecchia, diciamo, lei, diciamo, secondo Cioè, me... pensano sì, che questa sia l'età del del tramonto. tramonto, brave, ma ci sono dei tramonti, care amiche, che tutti si fermano a guardare. È vero, è vero. Questa è la vera, guardate, è la vera Pasqua, che le gioie, anche queste persone che non hanno una famiglia, per trascorrere questi momenti, diciamo, importanti, in dove c'è il bello di inserire tutte le persone che si amano, come si aveva detto prima. Questi sono dei ricchi, no, e importanti valori, Certo. dove il regalo, e lo dici te questo, dove il regalo più bello è la festa insieme a chi ami, Sì. dove la famiglia è tutto. E questo è importante, dà Che oggi, il sai, senso della famiglia, e Pasqua, la Santa Pasqua, ci permette, grazie alla sacralità di questo momento, di stare insieme e di vivere la famiglia in pace. sì, perché diciamo che è sempre più bisogno tenere il contatto con i figli, che ovviamente uniscono la famiglia e danno gioia di vivere, di creare, di fare, eccetera. Ecco, tu la vedi così, e la tua continua instancabile volontà, tenacia, che cosa ti fa fare? Mamma mia,
Cosa vuoi tu che ti dica, Bruno, su sto caso qua? Cari amiche, per me dentro me non so un'anima che mi turba e sapevo qua che il mio cuore che ancora trasmette amore, trasmette gioia, trasmette quello che diciamo posso trasmettere anche a tutti voi. Quindi la cucina per me è arte, musica, amore, è armonia dei colori, è continue emozioni, anche poesia la è, e pittura e sensualità. Beh, quella la devi mettere perché la sensualità fa parte. Ecco, e poi credeme mia cara, è la cucina che mi non so, vi ho detto, non so, a me età che sarebbe andare a tapparlo e metterlo là in pensione, sto essere qua. Ma vatti a capire, pensa alla gioia che dà la cucina, pensa cosa che trasmette. Questo è l'arte della cucina, questo è il modo che ti dà una vita eccezionale. E allora perché a me ho sempre questa tentazione di creare questi piatti con amore e trasmetterli a tutti voi, caro Bruno? Questa è la cosa che non so come che vuol dire trasmettere meglio del così la mia cucina, perché la cucina ti dà tutte queste emozioni. È vero, e tu l'hai dimostrato in tutte le puntate, con qualsiasi ricetta tu avessi sotto mano da presentare, la presentavi sempre con la stessa verve, con lo stesso amore, eccetera. Certo. Ma senti un po', dell'intelligenza artificiale, della cucina in evoluzione, nelle Bruno, farine. per cortesia, che tasto, che toschi, ma è mi non vorrei importante. arrivare mai, mie care signore, non vorrei mai arrivare mai. Ma vatti pensare, non crede. E ora vedo, ogni tanto osservo l'intelligenza artificiale. Prima di imparare questa parola, non ti dico, non mi vergogno a dirlo, mi ha toccato un bel tocco prima E ora un dì mi sono permesso di dire, aspetta che fai una prova, dopo l'intelligenza artificiale. Allora, cosa che ho detto a questa intelligenza? Sono entrato sull'intelligenza artificiale e ho detto, mi sapresti dire chi è stato il primo che ha inventato le ricette con radicchio rosso di Treviso, il primo cuoco che è stato? E ora mi dà una risposta, ragazzi, che non credete. Sei rimasto Sono rimasto di sasso. no? E mi fa il primo chef di cucina che ha fatto conoscere il radicchio in tutto il mondo è il libro di Armando Zanotto, che è Il radicchio in cucina, 617 ricette, un best seller. Sta intelligenza mi ha detto così, ma pensavi che roba? Mi sono restato lì. Tutti sapeva ormai. E dopo, sì, vabbè. non contento di questo, bene sarà, io non so come mai sta roba qua. Poi aspetta che dopo mi ha incuriosito sto fatto qua. E tutto No, te. e ora avevo fatto un'altra domanda, no, dopo chiudo. Ma abbi pazienza, ho visto un giorno, tu intelligenza artificiale, che hai stravolto un radicchio, che mi domando come hai fatto a torcigliarlo in una maniera così provocante e non so come hai fatto. Mi ha risposto, è la mia intelligenza artificiale. Oh porco cane, hai capito cosa succede? Torniamo ancora sulla nostra terra trevisana, veneta, che lei, tutti che mi invidiano, torniamo ancora alla ricerca di quei piatti dimenticati. E allora? Far vivere questa emozione di piatti dimenticati che non esiste più né toe. Ma perché dobbiamo abbandonare questa tradizione, questa ricchezza che voi abbiamo qua nel nostro territorio, le cuine, le cantine, la cucina che quando chi viene da fuori, dall'estero, parliamo anche all'estero, Italia, sa tu che non ti credi, andiamo dove, dall'estero Italia e non parliamo da fuori, sti forestieri che viene qua, quando chi arriva qua, gli ha il sorriso, che prima Maria era franti di lavoro, gli ha il sorriso e dopo gli dice, mi sono venuto nella terra qui, veneta, mi fa mangiare qualcosa di veneto. No, perché trova quel ristorante molto e di più intelligenza che dopo questa intelligenza di creatività trovati, mettete scassera. Dopo che qua chi viene apposta a mangiare una bella soppa di trippe, una bella soppa quadra, una bella
bigui in salsa, che sono un bel polastro in teccia, sentimo in bocca come che suona ben, no? Mi non so proprio perché sa cascare su queste cose. Regia, Mi va in sera cerca. tutti che andiamo a mangiare perché qua mi viene voglia di mangiare a sentirti Ecco, parlare. quindi ecco, questo- Allora fai una cosa, dacci un'idea delle tue semplici ricette, quelli che vuoi far preparare a casa. Per Pasqua? Per Pasqua. Ah, e dopo anche per Pasquetta? Anche per Pasquetta. Allora per Pasqua, mie care amiche, mi adesso un cuo che c'è sabo, dove affrettarvi di andare a trovare questi prodotti qua, no? E quindi gli è facile da preparare, ovviamente li preparerei proprio al sabato, vi preparerei avanti, e quindi gli dai un entré piccolo così del Ma prima non vogliamo dare il calice di benvenuto. Sì, sto calice benvenuto magari, che può essere, pensa alla semplicità, per farvi lavorare manco, la verità, dove vedi de quaia, no? E intinge dentro nella salsa di maionese con dentro il creme. Là, presentare così, del numero 9 ad aria in P, e questo prosecco così, che è il prosecco che vi inebria le papille gustative, che vi fa il suetico perfino nel palato e che vi pulisce il palato per precedere a un'altra ricetta, che sarebbe magari una roba strepitosa in modo semplice, comprare 4 castradure, dipende Cos'è il castradura? Castradure, quei piccoli carciofi di Sant'Erasmo, Cosa sei? i carciofi, piccoli carciofini. Pensati che mi non Sant'Erasmo. sapevo che si chiamava castradura. Ecco, cazzadure, e ti va a Venezia, che adesso è una gioia, e ti puoi fare le fritte, che è una meraviglia. Ti puoi fare come antipastin, ti pulisce bene, ti taglia a fettine sottili e te le condisci semplicemente pepe e sale, e te fai una emulsione della salsa del limone. Cosa è della salsa? Gli metti un cucchiaio di senape, gli metti il sugo del limone, e dopo frulle bene, che viene come una specie di maionese. Guarda che vedete sto limone che fa tutta una bella schiuma così, e allora là pian pianino, educatamente, come quando che fai la maionese, e non deve paura, qua non va so perché magari la smonta perché gli uovi così, o perché voi magari siete turbate da certi disturbi, no, allora si butta su l'olio pian pianino, e così. Olio vergine. Olio Evo. vergine, Evo, Evo. neppure battà. Mi ricorda che non è Sì, ma siamo a Pasqua, non andiamo a fondo. No. Allora, butto questo olio qua, e fai una emozione, mettete 4-5 cucciari, poi la riversate su una ciotola e condime questi carciofi così, semplici, che mai, non vi da sontare, ma proprio se proprio così golose, mettete magari, non so, un sparro tagliato a fettine, se vuoi, così, crudo però, ecco, e dopo mangiate antipastin, che vi verge, vi apre, e perché gli limone verge tutto il stomaco, dove... E ti prepara per i primi piatti. Bravo, Dimmi no, i primi piatti. Ecco, nei primi piatti non fate mancare il nostro grande biglietto da visita, che è il risotto. E potete fare in tante maniere adesso, che è la primavera, lo potete fare con i fiori di rosmarino. Vatti, non sapete che gioia che è a mangiare un risotto con i fiori di rosmarino. Una cosa, senti proprio il profumo del rosmarino, ma ti dici, ma senti che roba, oppure un risotto con i sparagi, con i germogli di lupo selvatico, oppure col riscolo si chiama in tanti modi, perché è tanto buono, e ora mi va, che sono in Friuli, io chiamo sciopet, fucilet, Con i scioppettini, carlet, grigio, così, ecco, anche che là un risotto di quei, oppure tutte cose che la natura ti prepara. di quei no, che non spendete perché ne col vostro marito a cerca, dice ben a Pasqua, aspetta che Zane a Berzola andiamo a trovare un po' di erbe sulle nostre cuine, e questi scioppettini se va altre un'altra gioia nel palato, nel nostro palato,
una vellutata, una crema. Ma si fa anche con i fiori del papavero? Altro con le erbe del papavero. Però allora te vai, no, no. per quello qua è. Ecco. Ragazzi, stai attenti che se sei giovane con l'erba del papavero, perché dopo se gli metti dentro qualche semenza del papavero, quindi ahimè i sogni di notte. Poi. Quindi attenzione. Ecco, quindi anche una vellutata di ciupetin è qualcosa di eccezionale e serviva con dei crostini. Poi se puoi fare... E le pappardelle con i piselli? Bravo. E I cubetti di guanciale? Bruno, bravo. Vedo che chiediamo tutte cose di primavera. Dove fare cose che trovi adesso? Non doveva inventarvi che sommi, che cavolo che sei. Le cose che offre la natura. Una bella mal tagliata, una pappardella larga, condita, coi bisi freschi. E dopo... Ma come si chiamano i bisi? Piselli? Piselli, I sì. piselli. Piselli. Ma sei i Sirenes vulgaris? Ah, sì, la Sirenes vulgaris sarebbe sempre sta benedetta Chopet, Grisol, sempre quella. In italiano si dice così. Sirenes vulgaris. Dammi i secondi piatti che mi osa fame e non vedo l'ora di Quindi, parlare. dei secondi piatti, Di allora. mangiare. I secondi piatti... La tradizione. Sì, la tradizione. Tradizione Pasqua, in molte tavole ancora hanno l'usanza di far trovare il piatto tradizionale di Pasqua, che è l'agnello del Pago o il capretto del Pago, dove che vive proprio nel suo territorio e quindi mangia l'erba del territorio, si nutre di quello che la montagna, la natura dà. E ovviamente tante dicono, sì, d'accordo, fa tenerezza, ma sono anche tanti altri animali che fanno la tenerezza come può essere il capretto l'agnello, io capisco. Ecco, l'agnello è un po' più selvaggio come gusto. Bravo. Allora, e invece il gusto del capretto è più morbido e meno selvaggio. Ecco Ma perché... per togliere il selvaggio all'agnello, cosa... Ecco, questa è una domanda molto, ma molto interessante. Allora, ma mi sono intelligente, vedo, artificiale però. Tu vuoi nascondere, una volta facevi cucina, dopo sai come tutti i signori, ti vai in comune, no? Basta il ciappacarega, basta la cucina, i poveri disgraziati che si brucia la pancia in cucina, ecco perché. Allora, che dire, ecco, vi insegno un segreto. Allora io capisco che molti di voi non ama questo sapore intenso del selvatico, che può essere, in questo caso capretto, agnello, può essere la lepre, il fagiano, il cinghiale, il capriolo. Ecco, volete un consiglio? Senti, adesso no, ma un giorno parliamo anche del cinghiale. Certo. Perché il cinghiale è un maiale selvatico, no? Ma se trovi le nostre cuine qua... Anche te l'ortite che ne chi ti va a mangiare tutto, salire da copali... Però ne parliamo dopo Pasqua, Pasqua. Non andiamo fuori... No, parleremo perché i maledetti i passeggia per Roma anche. Sì. Ecco. Allora, sì, vanno in Campidoglio. No, chi va pure su dai nostri parlamentari, chi potesse fare qualche danno. Dai, chi è bravi. Che gli miglioresse un fiattino, lasciamo stare la politica, che è Pasqua. Allora, cosa fate? Prendete in questo caso, i pezzi di capretto tagliato e agnello. Acqua fredda, tagliato, lavato in acqua fredda. Acqua fredda, molto bene, e poi lo immergeste su una bacinella capace e lo coprite di latte, rosmarino, salvia, tutti gli aromi che può essere aglio che è sotto mano. Lo lasciate dormire dentro il frigo per una notte. Il giorno successivo lo scolate, lo sciacquate molto bene con l'acqua fredda e poi fate la cottura normale che voi. E così avete tolto quel sapore di selvatico. Voi potete mangiate quel capretto, quell'agnello, qualsiasi selvaggina fatta in questo modo. Sentirete che gusto meraviglioso che vi lascia questa carne dopo aver fatto questa macerazione. Ma senti, poi le costolettine d'agnello. Sì, allora perché è lì di Pasqua, ma mi lo so, ma ha portato agnello.
come tutto capito, ma una costesina, se ho che sbrisse dentro, magari che fai un altro piatto, non so, un piatto, va bene, la costesina l'accetto, ti senti la femmina qui appiccicata, ti senti quel robusto, mettimi in 3, 4, no? Ma allora per quelli che non amano l'agnello capretto, la selvaggina, quello che può essere, ascolta, gli fai un fiettin di maiale piccolo e dopo cosa Anche fai? di vitello. Sì, o di vitello e lo avvolgi con tutto del lardo. Di collonata. Mamma mia che meraviglia. Quello che si desfa Sì. in bocca. Là, e lo cucini pian pianino in una padella antiaderente, ambo le parti. Quando che il magnè, sentirei che roba che il magnè. E gli fai una base leggera, Molto leggera. di una cremita di asparagi sotto, e così te taglia il tocchetto, ti togli la salsetta di asparagi. Con i semetti del papavero. Esatto. No. No, Semetti- no. Oppure un bel, vabbè, non mi piace vedere il maiale, una ganassetta Ecco. che sarebbe molto buona. E questa cosa si può fare con un abbinamento molto azzardato. Molto tenera come carne. Beh, come speziata. carne è una meraviglia perché la fai a cottura, bassa cottura, vai a fare la cottura che fai ai vostri nonni, alle vostre mamme una volta. Piano, non si aver fretta di cucinarla, no? E gli fai un purè di patate. A questo purè di patate, sai cosa che vuoi aggiungere? Un passato di asparagi. Cos'è? Fai un frullato, un passato come che fosse una cremina di asparagi. Sotteglia questo purè, incorporerà bene e gli mettete sottofondo sto purè fatto con sto passato di asparagi e sopra sta ganassetta. Sentirei cosa che mangi. Ecco. Oppure, poi l'uomo sempre robusto, nella famiglia abbiamo il capitano che ti sa che sei come questi che ti mangia Al manzo, guardi, al manzo. E allora cosa ti deve fare? Un bel fieto di Manzo. Ma ti lo fa al vino raboso, pensa che gioia, no? E magari ti metti 2 semi del papavero. no, qua ti metti magari 3 asparagi ai ferri, pensati che bello, e dopo magari 3 sciupettini saltati al burro, pensa che meraviglia, e 3 erbe di papavero con i tocchi di siso dentro. Ma ti pensa che bel contorno, tic, 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 e sto bel fieto, col sugo tu per qua, no? Queste le gioie, queste le gioie. Prendetevi nota, ma poi arriviamo alle dolci tentazioni. Che cosa consigli? Bruno, ti sembra un pericoloso. Molto. Ma te mi stuzzica, te mi impianta l'anima nel cuore. Miei cari signori, a tutto si può rinunciare, a tutto quanto nella vita, credetemi, e si può rinunciare, ma alle dolci tentazioni no. Alle dolci tentazioni non si può rinunciare. Beh, non pensate male, le dolci tentazioni sono sempre culinarie. Sì, mi parla sempre di cucina, tu sei una persona... Sì. No, poi siamo a Pasqua. Mi piace qualcosa qualche volta scherzare, però cerco di dare sempre le notizie sacre. E quindi, queste dolci tentazioni è cosa? La focaccia! Una bella fugassa indietro. Una bella fugassa. Se sei capace di trovare per caso, vi lo consiglio, perché è un bravo onsto qua. Una fugassa qua danno altri. Una fugassa, ti trovo ancora che il fornaio, che il forner indietro, che fa le fugasse come una volta, che fa quel pan di canale 2 volte a settimana che ti porta a casa. Mamma mia, te lo spezzi in 2 o 3 parti e te è una roba. Guarda, qua e questa fugassa? Qua, aspetta, sul pan voglio mettere anche la mea, perché è impossibile non essere attratti dal pane naturale che viene fatto dal fornaio. Esatto. Quando voi andate nella qualsiasi grande distribuzione, trovate che il pane potete trovare all'interno il sapore del pesce, del questo, di quell'altro, perché è fatto con farine che non sono tradizionali. Esatto. Volete mettere il profumo del pane nostrano, del pane fatto dal fornaio tirato no, fuori? No, davanti a un forno, mamma mia. Era uno spettacolo. Allora,
Era uno spettacolo. E poi, naturalmente, bisogna accettare che questo ben di Dio naturale costi anche un po' di più, perché Ma sì, altrimenti ma non vogliamo... sta a credere, no, non sta a credere, perché anzi come prezzi è ancora meglio di tutti dei centri importanti, dove che trova queste cose molto più care. E vi do sto suggerimento, veda da sto fornaio, che è qua, nostro paesano, e ora quando che vengono paesani... Sì, ma guarda che noi altri trasmettiamo anche, andiamo anche Sì. in America. Sì, sì. Poi venire qua, sì, gli diciamo di andare dal nostro fornaio, ma certo, fa un bel certo. viaggio E però. quindi qua, Qua. che le qua, da Brum, Con la dita anche al nome. No, perché è giusto dirlo, perché quando che brave persone così, che ti fanno una fogassa del genere, che attraverso ti senti questo profumo di vaniglia, che ti imbria, ti senti che profumo di mandorla, non ti dico, e dopo con te avverse, Bruno, ti vedrà che il regista farà vedere quando che si avverse, sta fortaglia, il giallo intenso, te sente sta roba e ora te vede il piacere di questa cosa e così del pan. Però se ti va dal suo fornello qua a Parè, bisogna che te prenoti perché la va via a ruba. È vero. E è queste vero. sono le meraviglie del nostro territorio. Allora, approfittiamo di questo momento un attimo per dire a tavola, il giorno di Pasqua, dovete mettere il pane, i bibanesi, che è il pane naturale. Non deve mancare chi ha scritto Bruno. Dovete mettere il vino delle manzane. Certo. Insomma, ha del vino straordinario. Noi Sì, vero. abbiamo avuto modo di berlo nelle varie presentazioni di ricette e dovete andarmi a trovare anche chi può, Carraro con le sue Mercedes, no? Sì, sì. Perché è un'azienda che ci sostiene. Sì, perché anche Ci Ruggero. sostiene, grazie. Ruggero, veramente. grazie perché vedo che sei sempre vicino. Guarda di non abbandonarmi perché dopo io ti trasmetterò sempre emozioni per le tue macchine. E con questo passiamo adesso alla giornata di Pasquetta. Che cosa consigli per... Oh, care amiche, veda rispettare la tradizione del Pasquetta. Spero che Dio vi mandi fuori il sole, che sia bello. Ma anche se piove, perché ti trovi un portico vecchio Sì, e sì, ti sì. metti là sotto e basta andare fuori basta da andare casa. fuori da casa, Ecco. che quindi è una cosa già molto bella. E ora c'è bel tempo nei grave del Piave e là trovi la fortuna di chi che fa una grigliatina piccola che può socializzare e stare con loro. Oppure potremmo dar via con fortaglia Di asparagi. di asparagi. Siamo al momento buono di Sì, asparagi sì. adesso. E quindi il picnic come che fia una volta che non so fa più, che bello che roba. Lo potete fare in montagna, Anche alla fortaia qui scioppettin, sì. ragazzi. Eh. Fortaglia con i cioppettini e seguono, anche se è fredda la tagliamo tutta Sì, bei medaglioni. che prepara la sera senza lavorare tanto. Ecco, queste delle gioie che possono possono anche rallegrare la giornata del Pasquetta. E allora, adesso, avendo augurato anche la buona Pasquetta, noi passiamo alla prima versione de Il fiore rosso di Treviso con germogli bianchi. E vi diciamo gli ingredienti. Prendetevi nota veloci, gli ingredienti per 4 persone sono 400 grammi di radicchio rosso di Treviso, tardivo, ricordatelo, 400-600 grammi di asparagi bianchi, delle grane del Piave o quelli anche di Bassano, 250 grammi di mascarpone, 12 rosse d'uova, solo rosse d'uova sode. E poi vi spieghiamo perché, anzi me lo dici te perché. Perché allora, la bianca no, la è fastidiosa, se puoi mangiare anche la bianca per carità, ma però quando che te cucinasti i uovi sodi, cosita, ti ciappa schizza patate. E dopo vediamo cosa fare, perché gli va ancora 130 grammi di panà cucina, 70 grammi di riscolo,
oppure ciopetin, Sì, che o robe ha. carlet, grisol, Sì, sì. come che te vuole legare tanti nomi, se una fogliettina che Piccola, dà un piccola. sapore straordinario. Anche a mangiarla cruda, mamma, Anche che a buona. mangiarla cruda. Olio Evo, naturalmente, Sì. qualche cucchiaiata non può, non deve mancare. Mancare. Spuntate il radicchio dalle cime e pulite la radice con un pedapatate tagliate nel senso verticale perché è bello, cioè vengono quei Proprio nei filetti filettini, proprio dei spigoli. nella lunghezza in 6 parti, lavatelo e asciugatelo, naturalmente è importante asciugarlo perché Molto togli bene, l'acqua sì, che andrebbe bravo. a dare fastidio. Pelate gli asparagi e conservate la parte più tenera, cuoceteli in acqua bollente salata con l'apposito cestello, cioè un cestello verticale dove si mette dentro gli Certo. asparagi. E a cottura avvenuta toglieteli e lasciateli raffreddare. Nel frattempo preparate una salsa con le rosse d'uovo, ecco, schiacciate con lo schiacciapatate come dicevi te prima, unitevi la panna, sale, pepe appena macinato quanto basta, mettetelo in un recipiente capace con il mascarpone, Pone, bravo. mescolate il tutto con una frusta per rendere un composto Oppure col omogeneo. mixer, oppure col mixer. O col mixer, sì. Beh, naturalmente la frusta ti fa male il polso, sì. è meglio il Quindi mixer. viene fuori proprio sta crema. La mangi col Ecco, pan. qui mi così. piace quando tu dici comporre 4 piatti con un leggero letto di asparagi. È poesia questa, comporre 4 piatti, 4, parmieti, sariedo, questa Sì, roba sì. qua. Perché Ne basterebbe parmieti e sarghi anche un asparago a Enzo. al regista Alla senza dubbio. regista, sì, un asparago. Sì. Allora, 4 piatti con letto di asparagi crudi tagliati sottili. Sì. Eh? Cioè, tutti nel senso della lunghezza che questi. E anche lo stringolo. Sì, sì. Messo Tutti tra un assieme, asparago e l'altro. Ecco. Preparare questo piatto, questo letto, mi piace sentirlo dire da te, un letto nel piatto per appoggiare poi sopra cosa? Per appoggiare da portare in tavola il radicchio, il mascarpone con una sacca a poche, no? Portare subito in tavola. Accompagnate questi piatti con un Savignon. Sì, beh, così. Savignon. Praticamente decorate questi asparagi con questo saccaposto. Ecco, questo ortaggio prelibato, il fiore rosso di Treviso, che viene appoggiato sotto questo preparato, accompagnato da quello della gemma bianca del nostro territorio veneto. La gemma sarebbe l'asparago. Esatto, quel germoglio che stimola il palato, che è l'asparago delle Grave del Piave a Cimadolmo o quello di Bassano, dando a questa ricetta un'eccezionale eleganza di sapori e profumi. E io qui fermiamoci, andiamo a tavola perché non ne possiamo più. Voi godete a sentirci parlare di queste belle cose. Ma è noi l'appetito che viene. Va bene. Poi c'è una seconda versione, sempre del fiore rosso di Treviso, con germogli bianchi, ve la dico molto veloce perché è più veloce, Sì, 4 sì. persone, 400 grammi di radicchio rosso di Treviso, 450 di asparagi bianchi, delle Grave o di Bassano, 3 rosse d'uova, sodo, schiacciate, sempre con lo schiacciapatate, 70 grammi di riscolo, pulito e lavato e asciugato, attenzione, scioppetin, il grisol, il scioppetin o il carlet, Sì. il succo di 2 limoni, olio Evo, 3 importante. cucchiai, 3 cucchiai, 25 grammi di senape dolce, qualche goccia di colata di acciughe e poi un piccolo mazzetto di aromi, pepe verde in foglia, menta, basilico, foglioline di senape, sale e pepe appena macinato. Sì. Questo per dargli Un sapore un diverso. sapore diverso. Pelate i radiche di Treviso alla radice, fate come abbiamo detto prima, tagliatelo nel senso della lunghezza in 6 parti, lavatelo con acqua fredda, molto fredda, acqua fredda, molto bene, lavarlo bene.
Pelate gli asparagi conservando la parte più tenera e tagliateli nel senso della lunghezza molto sottili. Lavate con acqua fredda togliendo quella parte un po' vischiosa, Esatto. perché darebbe quel senso Sì, di amarognolo, sì. giusto? Scolateli ed asciugateli. Componete questa salsa al limone mettendo il succo del limone in un frullatore, la senape, un po' di sale e frullate il tutto aggiungendo poco per volta l'olio evo, ottenendo un composto addensato, una crema Certo, addensata di questa. Disponete 4 piatti, un leggero letto di tutti gli aromi, adagiandovi il radicchio e gli asparagi sopra, no? Sì. In parti uguali, naturalmente un asparago, un radicchio, un asparago con un radicchio, condite con la salsa di limone e gocce di colata di acciughe, decorando sopra con una mimosa d'uovo. Ecco, qui volevo arrivare. Ecco perché schiacciare le rosse d'uovo con lo schiacciapatate, perché diventa come una mimosa sopra questo piatto, giusto? Giusto. E quindi anche queste ricette, seguendo questa trasmissione, le possono trovare scritte su Veneto Globe. Naturalmente potrebbero anche comprare però i tuoi libri, Sì. perché Armando ha scritto, non mi stanco mai, ha scritto 12 libri, sta facendo il 13°, vero? Sì. Ecco. E poi ho già in mente il 14°, 14°. ma non posso dirlo. Va bene, va bene. Quante ricette ci sono nei tuoi libri? Ce ne saranno 5.000. Sì, sì. Sì. Senza scherzi. Perché solo quelle del radicchio sono 600, perciò immagino. Prima edizione, Prima edizione. quasi 700, e la seconda nate 400. Beh, noi abbiamo l'onore, il piacere, la gioia di fare queste trasmissioni. Veneto Globe ha dato anche a me la possibilità di continuare a trasmettere e a fare delle trasmissioni con Armando, perché avere un personaggio che viene dal lontano passato, ma vuole andare verso il lontano futuro con le sue ricette, con le sue favolose ricette. Armando, è venuta l'ora di fare... E poi Brasile, che voi trasmettete fino in Brasile queste ricette ai nostri veneti, che gioiscono quando le fanno anche loro ogni sabato. Certo, Questa certo, è una cosa, certo. ragazzi, una cosa importante. In Brasile, queste ricette qua, no? E i veneti che hai in Brasile, e pare che arriva le ricette con Veneto Globe, e che pare, non so, di essere casa. Pensa, vero, è una gioia che dai a tutti allora, i nostri veneti. E allora noi facciamo gli auguri di una Santa Pasqua a tutti i nostri amici, a quelli che conosciamo, amici, anche nemici, non ha importanza, perché hanno bisogno anche i nostri nemici hanno bisogno dei nostri auguri, alla regia, e a tutti a Veneto voi. Globe, alle Manzane, ai bibanesi, a Dare, che dei bibanesi, ai nostri sostenitori, e che a passano, Carraro. e che passano a Pasqua col segno della pace. Che magari, Questo, che magari sia una Pasqua Ruggero che porti... Carraro arrivi qui con una decina d'auto e ci porti Sì. in mezzo ai prati a fare il picnic. Potrebbe essere un'idea andare con le macchine in mezzo ai prati a fare il picnic. Basta dire che quale zona vuole. Armando, tanti auguri a tutti voi. A tutti. Buona Veramente Pasqua di cuore. a tutti. Auguri. Auguri. In collaborazione con